Lui ci attira a sé, Egli è qui con noi, diamo amore a Lui, Egli ci ama già, Lui ci guarirà, ci perdonerà e la nostra terra risanerà. Cantiamo con gioia al nostro Dio, 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 a Lui. Dio, tu hai preso la mia vita in mano tua e giorno dopo giorno l'hai trasformata in qualcosa di nuovo. Tu hai fatto per me quello che nessun altro poteva fare. Tu mi hai donato vita eterna ed io con tutto il mio cuore questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te, e nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è Un viaggio da pianificare, se Dio vuole. Un benvenuto allo studio del venerdì. Il tema di questa sera si sviluppa all'interno del capitolo 15 della lettera di Paolo ai Romani. Esamineremo la seconda parte del capitolo considerando l'incoraggiamento che l'Apostolo riserva ai credenti in Roma, una chiesa costituita da gentili e giudei, direi un incoraggiamento anche caratterizzato da una certa nota di fermezza, quindi autorevole. Osserveremo anche la strategia dell'Apostolo nel campo della missione, la necessità di portare un contributo economico ai più poveri in Gerusalemme. Infine, la lotta cristiana, il combattimento cristiano, sostenuto dalla disciplina della preghiera. Il cammino cristiano deve essere supportato dalla preghiera dell'uno verso l'altro. Una lunga lettera scritta ai credenti in Roma, probabilmente nel periodo in cui l'Apostolo era a Corinto, ove si trattenne per circa 3 mesi, una lunga corrispondenza, dicevo, per lasciar conoscere la natura e le implicazioni del Vangelo. Il capitolo poi si conclude con una benedizione che è espressa al versetto 33 del capitolo 15. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. L'Apostolo lascia anche intravedere delle preoccupazioni, ma non sulla sua persona, quanto sui rischi di non poter continuare a proclamare il Vangelo. Domanda: come sarebbero andate le cose?
forse nella modalità in cui lui ha chiesto la preghiera o in modo diverso, secondo il proposito sovrano di Dio? Risponderemo a queste domande in conclusione alla nostra riflessione. Un piccolo indizio che vorrei anticipare. Quando siamo di fronte alla preghiera, ci connettiamo nel mondo di Dio per scoprire che ciò che conta è fare la sua volontà. Anche Gesù ha saputo pregare alla croce nella direzione della volontà del Padre. Leggiamo insieme Romani capitolo 15 dal versetto 14 fino alla fine. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarvi di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù, per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui. Ma, come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni, avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi, e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo perché ancora una volta questa sera ci nutri della tua parola. È una parola vera, è una parola che incarna le nostre vite, che si inserisce, va in profondità anche nelle parti più intime del nostro cuore. Signore, che questa parola, anche questa sera, possa produrre i suoi effetti su ciascuno di noi, Signore, e su coloro che ci seguono anche a distanza. Ti affidiamo questo tempo nel nome potente di Gesù. Amen.
una sensibilità nel parlare. Questo è il primo tema. È una sensibilità fiduciosa del prossimo, ma anche ardita, laddove si rendeva e si rende necessaria. Il primo tema che svilupperemo è il tema della comunicazione. Abbiamo detto in premessa che Paolo sa incoraggiare in modo ardito, audace, autorevole, al fin di favorire degli effetti positivi sullo sviluppo e la crescita della Chiesa, al singolo come in un contesto di una realtà ecclesiale. Una sensibilità nel parlare, comunicare il Vangelo come ha sempre fatto l'Apostolo nei suoi tanti viaggi. Presuppone un parlare ponderato, soprattutto in riguardo a persone che non conosceva personalmente e la cui Chiesa non era stata fondata direttamente da lui. Prima di ogni cosa incoraggia. Versetto 14 fino al 16. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. È una modalità di comunicazione nella forma e nei contenuti protesa ad individuare risorse spirituali utili a costruire sia il cammino nella fede di ciascuno come anche quello comunitario. Ma nello stesso tempo è chiaro, diretto, nel dire che ha delle competenze spirituali per essere anche ardito, determinato, fermo, perché è l'apostolo dei gentili. Possiamo dire qualificato da Dio a parlare loro. La comunità in Roma ha bisogno di sapere dall'Apostolo che la Chiesa è un luogo dove i forti e i deboli nella fede devono imparare a convivere insieme per gli interessi di Dio e non per i propri. Questo ragionamento l'abbiamo visto nei capitoli precedenti. Possiamo già abbinare due termini che vanno di pari passo: incoraggiare con autorevolezza. Significa incoraggiare per favorire dei passi in avanti nei riguardi di questi credenti. Non è un parlare lusinghiero, nonostante abbia evidenziato delle debolezze relative a gruppi di credenti o individui all'interno della Chiesa, dimostra l'Apostolo di tenerli in alta considerazione. Di solito, come si dice in gergo, quando si perdono i punti è difficile recuperarli. E invece l'Apostolo parte con un incoraggiamento. Invece il suo linguaggio sa essere ardito, ma nello stesso tempo anche dolce. E riconosce perfino alla comunità una capacità di ammonirsi a vicenda. Significa che c'era un forte interesse, un sano interesse al bene dell'altro, al bene comune. Una domanda. Sapete che ogni credente esercita un sacro servizio? Sappiamo che questo è il nostro compito principale nella vita e per gli effetti della salvezza di Cristo? Ecco, lo leggiamo al versetto 15, abbinandolo anche a quello successivo. Ma vi ho scritto, riprendendo la frase, un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio, di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando, ecco il nostro focus, il sacro servizio del Vangelo di Dio, affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Come sarebbero diventati gli stranieri attraverso il ministero dell'Apostolo? Sarebbero diventati un'offerta gradita a Dio. Facciamo un salto all'indietro, come si dice. Andiamo indietro nel tempo ed entriamo nei luoghi del tabernacolo piuttosto che del Tempio.
Qual era il compito dell'adoratore? Era quello di portare due tipi di sacrifici o offerte. Il primo consisteva come offerta per il peccato e il secondo come offerta di ringraziamento. E il sacerdote si occupava di garantire questo servizio per ogni adoratore, per ogni singolo adoratore, come anche per il popolo. L'evangelizzazione proposta da Paolo ai gentili che si sono convertiti era un'offerta gradita a Dio. In altre parole, quando rendiamo testimonianza, rendiamo lode a Dio, ci diamo totalmente a Dio. Ecco come ci lascia questa lettera, alla luce di tutto quello che Cristo ha fatto per noi. Ci lascia nella responsabilità di comunicare il Vangelo attraverso varie forme di comunicazione. Romani 12, versetto 1, lo rileggiamo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Testimoniare il Vangelo non è un appendice alla nostra vita, quando parte integrante della vita stessa. È un sacro servizio a Dio e coloro ai quali testimoniamo del Vangelo diventano un'offerta a Dio. Quando noi testimoniamo del Vangelo, quelle persone diventano un'offerta a Dio. L'Apostolo offre a Dio i convertiti come sacrificio. Chiaramente è un linguaggio metaforico, ma ci lascia comprendere il suo interesse per i perduti. Questo dovrebbe sollecitare la nostra riflessione, un interesse per i perduti. Anzi, non solo essere favorito nel testimoniare, quanto anche accompagnarli all'obbedienza a Dio e renderli generosi e solidali, possiamo dire questa sera, quali strumenti per la diffusione del Vangelo. Mettiamo insieme due versetti, il 18 e il 25, e vediamo due aspetti degli effetti del Vangelo. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere. E poi anche il 25. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi in Gerusalemme. Gli effetti del Vangelo sono l'ubbidienza in parole e in opere. E una di queste è quella sensibilità anche che si dimostra nella liberalità. Questi credenti si sono compiaciuti di inviare una offerta. Come si obbedisce a Dio? Magari qualcuno si chiede, ma come posso obbedire a Dio? Come posso fare per obbedire a Dio? È una domanda a cui bisogna rispondere. Allora dobbiamo andare all'apertura di questa lettera, al capitolo 1, versetto 5. Come si obbedisce a Dio? Si obbedisce in un certo modo e solo in questo modo, per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede tra tutti gli stranieri per il suo nome. Sarà difficile ricercare questo tipo di obbedienza se essa non proviene dall'ascolto di un messaggio preciso e definito, quello del Vangelo. Infatti essa nasce come risultato in coloro che lo accolgono. Gli ateniesi erano interessati a sentire tutto, quello era il loro diletto, il passatempo. L'Evangelo ha l'ambizione e la caratteristica di produrre ubbidienza e santità verso Dio. Possiamo saper fare molte cose. Paolo è stato definito il più grande teologo della storia della Chiesa, eppure ciò che lo rendeva entusiasta era quello di vedere passare le persone dalla morte alla vita. Noi viviamo nella dimensione ordinaria della vita. Si nasce e poi si muore. E questo produce dolore, sofferenza, una perdita. Ma Paolo ci lascia vedere che si può agire per conto di Dio e chiamati da Dio affinché possiamo essere usati per traghettare uomini e donne dalla morte spirituale alla vita e portarli alla vita. Non è un'opera nostra,
ma Dio usa le nostre vite per favorire questa resurrezione spirituale. L'Apostolo aveva un dono speciale. Aveva questa versatilità di saper parlare nel Tempio come anche in una città come Atene, piuttosto che a Corinto. Poteva scrivere una lettera a degli sconosciuti in Roma con una sensibilità che lo rendeva conosciuto a loro attraverso un linguaggio persuasivo basato sulla fiducia che nutriva per loro, come anche usare un linguaggio a volte ardito su alcuni punti per favorire la loro trasformazione. In definitiva, ognuno di noi può essere incisivo nella vita dell'altro, proprio perché il Vangelo nella sua pienezza ci rende dei potenziali per rispondere agli scopi di Dio. Nello stesso modo come Cristo si è incarnato, è venuto in mezzo agli uomini, così noi incarniamo un messaggio che non va solo detto, lo incarniamo nei nostri atteggiamenti e nelle nostre relazioni. Sfidiamo piuttosto gli altri a guardare la nostra vita, lasciamoli entrare virtualmente dentro le nostre vite, lasciamoli guardare nelle stanze della nostra esistenza e in profondità per vedere una vita riorganizzata dal Vangelo. Sì, il Vangelo sa riorganizzare e mette ordine nella nostra vita. Quindi una sensibilità nel parlare, una fiducia verso questa Chiesa, una capacità di essere anche risoluto nel risolvere le questioni interne della Chiesa, ma è necessario anche una strategia. Paolo ha una strategia per l'evangelizzazione, secondo punto di questa sera. Direi che dobbiamo vivere la vita con un piano. Paolo sapeva da dove veniva, spesso ricordava che era stato un bestemmiatore, ma aveva anche una direzione che lo proiettava verso il futuro. Vivere con un piano, avere una strategia di vita si rende necessario per ciascuno di noi. Paolo poteva dire di essere ambizioso per il Vangelo. Guardate che parola. Portarlo laddove non era stato ancora predicato. In un certo senso amava essere pioniere, esplorare luoghi nei quali non si conoscesse il messaggio del Vangelo. Un altro aspetto della strategia di Paolo è che andava nelle grandi città e poi delegava i credenti che costituiti e discepolati in quelle città per fondare e per andare nei villaggi. Questa era una delle strategie di Paolo, le grandi città. Versetti 20 e 21. Lui dirà, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Pensare il Vangelo e portare il Vangelo in contesti dove nessuno è stato prima mi lascia riflettere principalmente ai contesti di lavoro che sono a nostro esclusivo servizio. Io non posso andare dove lavora Salvatore, non ci posso andare, ma lui sì. È così il contrario. Oppure pensare in modo ambizioso a progetti laddove non è stato ancora portato il nome di Gesù. Individuare i luoghi dove Cristo è sconosciuto e non è adorato. Proprio pensando alla Spagna, un nuovo campo da esplorare, Paolo è ambizioso di raggiungere i luoghi dove il Vangelo non era stato annunziato. L'ambizione dell'Apostolo si pone in linea con la promessa di Dio. Cosa fa l'Apostolo? Cita Isaia. Isaia 52, versetto 15, e lo incastona come una pietra in un anello all'interno di questa narrazione. Così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato, apprenderanno quello che non avevano udito. Isaia profetizza non solo ciò che è accaduto a Pentecoste,
ma traccia la scia che la storia della redenzione avrebbe preso da quel momento in poi, in attesa ancora oggi che alcuni eventi escatologici potranno ancora sorprenderci, rivelare la potenza e la pienezza di Dio. Lo diciamo spesso, noi viviamo tra il già e non ancora, tra il realizzato alla croce, ma non tutto è ancora definito. Diceva un teologo in una scuola biblica, saremo veramente sorpresi. Il Signore ci sorprenderà ancora, non è finita. Lì c'è la strada per la salvezza, la croce è, come dire, il punto di riferimento per partire nella storia della salvezza, che ha il suo compimento in Cristo, guardando l'antico, e poi da lì si riparte e noi siamo dentro questo sentiero che ci porterà a destinazione. Paolo si innesta nel solco delle profezie, si allinea alla volontà di Dio, mette in campo la sua ambizione. Potremmo dirci qual è la nostra? Qual è la nostra ambizione? Quando si parla di ambizione, possiamo pensare in termini positivi e in termini negativi. Possiamo pensare ad un desiderio egocentrico per affermarci e distinguerci dagli altri. Possiamo pensare ad una persona apatica, spesso si dice che non ha nessuna ambizione. Possiamo pensare al raggiungimento di un obiettivo. L'Apostolo ci lascia vedere che la sua ambizione segue il comandamento di Dio. Significa che le nostre vite sono in grado di realizzare i piani di Dio, si allineano ad un proposito definito dai tempi passati attraverso colui, il Cristo, che avrebbe garantito la sua attuazione. Si potrà narrare anche oggi ciò che altri non hanno ancora udito. Ognuno nel suo campo di missione, ambiziosi di entrare in spazi, circostanze, opportunità nelle quali nessuno è stato prima, oppure rinforzare il lavoro di qualcun altro. Questo è un aspetto che Paolo ci fa vedere nella lettera ai Corinzi, capitolo 3. È un passo molto conosciuto, ma ci fa capire come Dio ragiona e come Dio ci spinge ad una diversità di servizio. Io ho piantato, dirà Paolo, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Lo ripeto, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Non c'è nessuna ansia da prestazione, piuttosto riconoscere che Dio ha fatto crescere ogni cosa, essere ambiziosi, ma anche guardare avanti. Mi lascia pensare alle nostre criticità nel vivere la vita cristiana senza un piano. Forse imparare tutti da questo passaggio biblico e sviluppare un piano di vita, un piano progettuale che ci proietta verso il futuro. Andiamo a leggere dal versetto 22 di nuovo fino al 29. Per questa ragione, appunto, sono stato molte volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi in Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi e so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni in Cristo. Avere un piano per il presente, affrontare le circostanze immediate e progettare il futuro.
per ben 2 volte sa nominare il tempo presente, al versetto 23 e anche al 25. Ci sono delle cose da fare oggi, possiamo dire, e altre, Dio volendo, le faremo domani. Cosa c'è da fare oggi? Potremmo dire nell'immediato. Paolo dovrà andare a Gerusalemme e rendere un servizio ai santi. Il viaggio è proteso a far recapitare un'offerta ai credenti di Gerusalemme, quindi giudei, ai quali altri credenti gentili dell'Acaia e della Macedonia avevano raccolto per loro. Era una colletta pensata e progettata per i poveri che erano all'interno della comunità di Gerusalemme. Cosa c'è da fare anche? Concludere quel servizio e iniziare un progetto che si apre nuovamente. Cosa c'è per il domani di Paolo? Dio volendo, possiamo dire, che gli consenta di fare altre cose. Pensare ad un altro campo di missione, esplorando i luoghi sconosciuti della Spagna, poi andare a visitare i credenti, giudei e gentili in Roma, infine portare a loro le benedizioni di Cristo. In sintesi, un obiettivo immediato: Gerusalemme, per ora vado lì a portare un'offerta, un obiettivo a medio e lungo termine, prima Roma e poi la Spagna. Riepilogando, una sensibilità nel parlare, il primo punto di questa sera, una strategia per l'evangelizzazione, punto 3 di questa sera, in debito con i poveri. Un contributo per i poveri. Cosa dire di questa offerta e intorno a questa offerta? Solidarietà, sensibilità, perché i bisogni spirituali devono essere accompagnati da quelli sociali. Paolo interrompe la sua ambiziosa e sana evangelizzazione per dare un supporto diaconale che avrebbe potuto affidare ad altri, piuttosto si dedica personalmente a questo servizio. Non sappiamo i motivi che avevano determinato una colletta, forse una carestia descritta in Atti capitolo 11. L'Apostolo non si sofferma a descrivere le circostanze della povertà, quanto la solidarietà assicurata dai credenti dell'Acaia e della Macedonia e ciò che li caratterizzava e che si erano compiaciuti di farlo. È tutto un altro profumo quando ci si compiace di fare qualcosa. C'è l'accordo, c'è la risposta della Chiesa, c'è la solidarietà, e questo è un profumo di lode a Dio, quando ci si può compiacere di prendere un'iniziativa, di fare qualcosa. La solidarietà sociale non è un'opzione, quanto un debito che abbiamo verso coloro che sono i più deboli. Questo è un aspetto che ho sentito dal fratello Vittorio in qualche capitolo precedente. Noi siamo in debito. Versetto 27. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Non avevo mai pensato che la solidarietà sociale è definita anche un debito. Siamo in debito quando pensiamo che annunciamo non solo un messaggio spirituale, quando un messaggio che ha ricadute sociali. E nel contesto immediato il debito era dovuto al fatto che il Vangelo era giunto al cuore dei gentili attraverso le promesse che Dio aveva affidate al popolo ebraico. Ora è il popolo ebraico ad avere un bisogno di aiuto, in particolare a Gerusalemme c'erano dei poveri che avevano bisogno della solidarietà garantita da dei donatori allegri e sensibili dell'Acaia e della Macedonia. Sono i gentili che nella circostanza sostengono gli ebrei perché il Vangelo trasforma. Se ricordiamo, i giudei avevano rifiutato il Vangelo affinché questo lieto messaggio fosse indirizzato a tutti i popoli della terra. Ora quei tutti i popoli,
quei popoli incoraggiano, esercitano la solidarietà verso coloro che si erano impoveriti, forse per una carestia, forse perché avevano venduto tutto, mettendo a disposizione, vi ricordate a Pentecoste cosa era accaduto? Chissà, ci sono tante possibili risposte. Se ricordiamo, è accaduto qualcosa del genere, mettevano in comune tutto quello che avevano e vendevano tutto. Pertanto c'è questa risposta immediata dei popoli gentili verso il popolo giudaico e non in modo generalizzato. Paolo dirà ai poveri che sono in Gerusalemme. Quindi la solidarietà è anche fatta con oculatezza, come dire, si vedono veramente i bisogni che servono. Versetto 28. Quanto dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna. Ecco, finalmente siamo arrivati alla richiesta, passando da voi. E so che venendo da voi verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Una breve tappa a Roma. I desideri di Paolo sono caratterizzati da aspettative di affetto, di stima, come anche di partecipazione alla solidarietà. Ora la sfida è che ci possa essere un'offerta analoga, questo è anche, fa parte della preghiera, della strategia di Paolo, partecipata questa volta dai credenti in Roma. Dove andrà questa offerta? Questa volta organizzata non più da un popolo verso l'altro, ma insieme i due popoli, giudei e gentili, avrebbero pensato alla Spagna. Avrebbero pensato a finanziare l'evangelizzazione in Spagna. Pertanto, riepilogando ancora, una sensibilità nel parlare, abbiamo visto, una strategia per l'evangelizzazione, in debito con i poveri. Terzo aspetto. Ultimo aspetto di questa sera, unirsi nella battaglia attraverso la disciplina della preghiera. Siamo agli ultimi 3 versetti, li leggiamo ancora. Ora, fratelli, versetto 30, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che se piace a Dio io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Ora il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Ora, fratelli, vi esorto. La preghiera è una disciplina che deve far parte della nostra vita. Paolo aveva un piano di vita accompagnato dalla preghiera. Se al precedente punto ci ha lasciato osservare una vita organizzata a medio-lungo termine, tra il quotidiano e il divenire, ora chiede alla Chiesa di unirsi in preghiera per i suoi progetti. Egli chiede la preghiera per diversi motivi. Fornisce i suoi soggetti di preghiera. Vittorio ieri sera mi diceva, ci fornisci un soggetto di preghiera? Abbiamo ognuno di noi un soggetto di preghiera, almeno uno. E Paolo fornisce i suoi. E adesso li leggiamo. Quali sono? Riconosce che il Vangelo ci lascia entrare in un combattimento. Quando noi preghiamo dobbiamo pregare che viviamo e gli altri vivono in un combattimento. Piccolo o grande che sia, la preghiera ci ricorda che siamo in battaglia. Chiede che sia liberato dai suoi nemici. Deve andare a Gerusalemme e poi vi dirò cosa è accaduto a Gerusalemme. Chiede che per un ministero sociale di successo. Sta dicendo di pregare che l'offerta vada a destinazione, a buon fine. Infine condivide con i fratelli che sia favorito da Dio nel visitarli in Roma. Ci lascia vedere in questa richiesta anche i suoi bisogni nel ricevere conforto. Mi lascia pensare che non è un uomo di ferro, ma una persona che ha bisogno delle attenzioni degli altri, ha bisogno di una Chiesa che sappia accoglierlo con un abbraccio. Si parlerà di un santo bacio più avanti.
Questo significa che abbiamo bisogno di un contatto anche fisico. Oggi potrebbe essere un abbraccio, una stretta di mano, come anche nutrire quell'affetto spirituale nel far parte di una fratellanza numerosa e rassicurante. La preghiera è parte integrante della nostra vita personale con Dio. Essa è quella disciplina che dovrebbero sperimentare assiduamente i credenti. In questo modo noi dedichiamo del tempo agli altri. Non avevo mai pensato a questo aspetto. Quando noi ci troviamo in un incontro di preghiera, stiamo dicendo a Dio: Signore, io mi prendo del tempo con Vittorio, mi prendo del tempo con Rosa, mi prendo del tempo con Salvatore. Non avevo mai riflettuto su questo aspetto. Si va sempre per qualcosa di personale, ma noi andiamo per gli altri, anche per gli altri. La preghiera ci lascia entrare nelle difficoltà, nei bisogni del prossimo, in modo tale che contribuiamo ad un sostegno non solo economico, garantito nell'offerta quando è necessario, ma anche ad un sostegno spirituale. E concludo con questa domanda. Pensate o pensiamo che i piani dell'Apostolo si sono avverati? Ovvero si sono avverati così come li ha descritti nella richiesta di preghiera? Sarebbe stato preservato da quel viaggio in Gerusalemme. I doni che portava, quale offerta, sarebbero stati accettati senza imprevisti. Quel tanto desiderato viaggio a Roma si sarebbe realizzato. Lo stesso Gesù in visione gliel'aveva detto. Atti 23. Atti 23, capitolo 11. La notte seguente il Signore gli si presentò e disse: fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Se leggiamo il libro degli Atti, dal capitolo 21 in poi, sarebbe stato arrestato in Gerusalemme, processato a Gerusalemme, imprigionato, salvato da un linciaggio almeno 3 volte, da una flagellazione almeno una volta, da un complotto perché volevano ucciderlo. Dopo tutto questo avrebbe raggiunto Roma? Certamente sì, come Gesù aveva promesso, ma non nel tempo e nel modo in cui lui aveva pensato. Infatti è riuscito ad arrivare a Roma 3 anni dopo come prigioniero e in seguito ad un naufragio quasi fatale. Capite? Noi preghiamo e dobbiamo pregare, però Dio dispone le nostre vite come meglio crede. Siamo al servizio di Dio. Chiediamo la preghiera. Pertanto la preghiera è essenziale nella nostra vita. I risultati però sono nelle mani di un Dio sovrano che governa e attua i suoi propositi. La preghiera ci indirizza ad una lotta spirituale, ma anche personale, per imparare a discernere la volontà di Dio e nel desiderarla più di ogni altra cosa. Gesù glielo aveva promesso, ma le modalità sono state ratificate da Dio stesso. Una sensibilità nel parlare, riepilogando i 4 punti, una strategia per l'evangelizzazione, terzo aspetto, in debito con i poveri, unirsi, ultimo aspetto, nella battaglia attraverso la disciplina della preghiera. Per coloro che lo vorranno, potranno seguirci in modalità Zoom e potete richiederlo, oppure in presenza in via Croazia 14 a Udine. Buona serata.